E come da tradizione, Cronache Trevigiane dà voce agli allevatori e produttori di latte del Veneto e siamo insieme a Terenzio Borga, che è il presidente di Aprolav. Presidente, il settore lattiero-caseario, un bilancio 2024? Secondo me è positivo perché il consumatore si sta accorgendo della nostra qualità, ma soprattutto perché le università, i dietologi stanno rimettendo nell'alimentazione nostra i prodotti a base di latte. È importante che l'Istituto Mondiale di Sanità dica che è auspicabile che dai 150 ai 250 grammi di latte e derivati vengano consumati per la buona qualità della vita. Per noi è importantissimo, ci dà la dignità che meritiamo di avere. E non tutto il latte poi è uguale, no? Il latte italiano penso sia il più garantito al mondo. Esatto, i controlli che abbiamo nelle nostre aziende sono incredibili e poi c'è una cosa da dire, che la qualità è perseguita. Se pensiamo che nel Veneto il 92% della nostra produzione viene trasformata in formaggi di pregio, dà l'idea di quanto il Veneto creda nella qualità. Avere 6 DOP che fanno il 60% del nostro prodotto latte a marchio certificato dà l'idea di quanto le certificazioni, quindi i controlli, servono nelle nostre aziende per dare qualità e, come hai detto tu, sicurezza alimentare. Grazie Terenzio Borga, DOP, e quindi chiamo Bruno Bernardi, che è il direttore di Aprolav, lo chiamo qui vicino a me perché questa è la casa anche di Caseus, una straordinaria iniziativa di valorizzazione che quest'anno ovviamente ha colpito nel segno. Sì, quest'anno è stato un anno eccezionale per quanto riguarda l'attività di promozione di Aprolav. Caseus è stato proprio il top del top, possiamo dire, e da questo punto di vista possiamo dire che l'anno bisestile 2024 ci ha portato fortuna, ci ha portato successi e lo consideriamo come un punto di partenza per migliorare ancora nel 2025. Grazie di cuore ad Aprolav, a Bruno Bernardi, e andiamo a scoprire altri protagonisti di questa splendida cornice fieristica.